Bentrovati, oggi parliamo di allergie respiratorie e alimentari, entrambe molto in aumento e soprattutto tra i più giovani sono tantissimi bambini che soffrono di allergie respiratorie ma anche alimentari. Capiremo il motivo e capiremo soprattutto come poterle affrontare e gestirle e lo faremo con la dottoressa Rossella Intravaglia, allergologa del Policlinico di Catania. Vi ricordo subito il nostro numero WhatsApp se volete rivolgere una domanda alla nostra esperta, è il 342 74 55 005. Dottoressa, innanzitutto è d'obbligo fare un distinguo, stiamo parlando di allergie, molte persone confondono il termine allergie con intolleranza, vogliamo specificare? Sì, diciamo che sono due concetti diversi. Innanzitutto l'allergia implementa un'attività del sistema immunitario, significa che ci sono degli anticorpi, le famose IgE, che a seguito di un non riconoscimento dell'alimento o dell'allergene determinano poi una cascata infiammatoria che poi porta purtroppo in casi rari ma che si può arrivare allo shock anafilattico, quindi parliamo di una patologia che mette a rischio la vita del paziente. Per quanto riguarda invece le intolleranze, premettendo che non c'è ancora una conoscenza di come gli alimenti diano le intolleranze, per quello che sappiamo spesso sono dovute per esempio a una carenza di un enzima. L'intolleranza più comune e conosciuta è quella per esempio al lattosio. Il paziente che ha un'intolleranza al lattosio o l'enzima, la lattasi, non funziona bene, oppure il paziente proprio ne è carente e quindi il suo intestino non riesce a tagliare, discernere i due zuccheri del latte e quindi il paziente poi ha dei disturbi gastrointestinali e quant'altro, ma attenzione, non c'è pericolo di vita, cioè c'è una qualità di vita sicuramente alterata, i bambini magari hanno dei deficit dell'accrescimento perché appunto l'assorbimento del latte viene meno, ma non abbiamo un pericolo appunto per la vita e quindi sono due situazioni diverse con dei test diagnostici diversi e questa è la grande differenza. Completamente. Ecco, come si fa a scoprire se non si ha questo enzima? Soprattutto per i bambini non è facile intuire o capire se certi disturbi sono legati ad una intolleranza. Allora, per quanto riguarda l'intolleranza al lattosio, al momento l'unico test validato è il breath test al lattosio. Il breath test è un test del respiro dove al paziente viene data da bere proprio il lattosio vero e proprio, è una polverina sciolta in acqua calda e poi si fanno delle misurazioni dell'aria appunto esalata, espirata dal paziente stesso. Diciamo che è un test che non ha nessun pericolo eccetera, però di solito i bimbi dai 4-5 anni possono essere sottoposti a questo tipo di test. Per i neonati ovviamente si fa più che altro una diagnosi di esclusione all'inizio, cioè si toglie il latte vaccino e si valuta con un latte delattosato se la sintomatologia migliora. Delattosato intendo quelli appunto che ci sono in commercio a basso contenuto di lattosio e lì la clinica poi aiuta i pediatri per capire se il bambino in effetti ha un'intolleranza al lattosio. Si può diventare intolleranti in fase adulta, cioè non esserlo da bambini, da ragazzini e lo si diventa? Allora sì, però se proprio la dobbiamo dire tutta, come dico a volte ai pazienti, gli intolleranti sono i normali. Perché in realtà il mammifero, se noi pensiamo per esempio al gattino, al cagnolino, la mamma li allatta per un po', dopodiché se noi per esempio al gattino diamo il latte, il gatto sta male, perché fisiologicamente l'enzima si perde durante l'accrescimento. In realtà poi l'uomo ha fatto una forzatura su questa cosa e quindi che poi si è creata la tolleranza, proprio questo enzima si è creato dal nulla e quindi poi tutti beviamo il latte. Spesso cosa succede? O ci sono delle intolleranze dove appunto sin da piccolini c'è qualcosa che non va, ad esempio mal di testa, ad esempio i sintomi più comuni, l'addome gonfio, eccetera, eccetera. E poi, oppure durante poi quando si diventa più grandi, l'enzima lavora male, quindi fino a un certo momento
ok, a un certo punto vuoi la disbiosi intestinale, lo stress, le patologie autoimmuni possono poi slatentizzare una forma di intolleranza al lattosio e quindi poi si scopre in età adulta. Eppure molti nutrizionisti, insomma, sono spaccati. Molti nutrizionisti però consigliano addirittura agli anziani di consumare latte, formaggi, quindi sì, è un po'... È ovvio che per una questione anche per l'ingestione anche per la vitamina D e il calcio, quindi ovviamente è importante. Però ripeto, oggi per fortuna c'è in commercio una vasta gamma di prodotti a bassissimo contenuto di lattosio, quasi nullo, che comunque, da cui comunque insomma, il paziente riesce ad avere i nutrimenti, quello che serve nell'anziano, nel bambino, eccetera, eccetera. Quindi sono reperibili, i costi sicuramente si sono un po' ridotti rispetto a qualche anno fa e quindi diciamo che la situazione è un po' più abbordabile, ecco, anche per le tasche. Fin qui le intolleranze. Altra cosa sono le allergie, certo, che possono farci finire in ospedale. Esatto. Stiamo parlando di allergie in questo caso alimentari. Sì, l'allergia alimentare è una patologia, dicevo prima, appunto, che impatta sul sistema immunitario, che può insorgere a qualunque età, anche lì. Soprattutto deve esserci comunque però un background, cioè una predisposizione genetica c'è, quindi è ovvio che il figlio di un allergico ha una probabilità più alta di essere a sua volta allergico. E per quanto riguarda l'allergia alimentare è importante il concetto della esposizione. Cioè, cosa voglio dire? Normalmente il paziente viene esposto a quell'allergene alimentare, per esempio la prima volta io ingerisco la fragola, non succede nulla. E la seconda volta, il secondo contatto, determina la formazione degli anticorpi, appunto delle IgE, che poi vanno ad aggredire quella molecola, determinare tutta una cascata infiammatoria che poi porta alla liberazione di istamina, insomma citochine, che poi determinano purtroppo nei casi più severi lo shock anafilattico. Ecco, la regia ci sta proponendo invece dei test che si fanno proprio da voi al Policlinico. Abbiamo visto anche dei bellissimi fiori, quindi dalle allergie alimentari adesso stiamo passando alle allergie respiratorie. A tal proposito le leggo un messaggio che è appena arrivato, molto particolare. È una signora che ci dice: io non sono una persona allergica, ma ultimamente ho delle crisi respiratorie appena qualcuno mi si avvicina ed ha un profumo forte. Si può essere allergici anche ai profumi se sono molto intensi. Allora sì, esiste la possibilità che il paziente sia allergico al profumo, o può essere anche invece che il paziente ha una condizione che viene definita una iperattività bronchiale aspecifica e quindi un forte profumo e diventa, diciamo, il trigger, cioè diventa il motivo per cui il paziente ha una forma di broncospasmo. Questo spesso succede nei pazienti che sono asmatici, non sanno di esserli, non fanno nessuna terapia di copertura e quindi anche un odore forte, per esempio alcuni pazienti vanno in chiesa con l'incenso, che è un odore molto forte, determina una crisi tussigena, il broncospasmo e quindi l'attacco d'asma. Perché l'asma, per esempio, è una patologia che può anche non essere legata a un'allergia. E quindi si può essere asmatici pur non essendo allergici. Quindi, se ho capito bene, se si hanno dei problemi ai polmoni, magari non si sanno, cioè il paziente può non conoscerli, esatto. Ecco, il campanello d'allarme potrebbe essere avere degli attacchi d'asma oppure esatto. di tosse o dei fastidi quando ci sono dei profumi intensi, esatto, quindi sì. In quel caso non è un'allergia, no. È proprio è un problema, sintomo di una patologia sì. latente che sì, magari di un'asma, ripeto, non curata, di un'asma che può avere ovviamente altre cause. Nell'asmatico solitamente la prima cosa che si fa ovviamente sono le prove allergologiche per dirimere se è una forma di asma allergico o no. Quando non è una forma di asma allergico ovviamente si fanno altre indagini per cercare di individuare l'agente eziologico e poi trattare la malattia di conseguenza. Vorrei ricordare il nostro numero di telefono che è il 342 74 55 005, se avete dei dubbi, delle domande che volete rivolgere alla dottoressa Intravaia potete farlo con un messaggio, non telefonate, solo scrivete e quindi noi cercheremo di dirimere qualunque dubbio, qualunque domanda sarà certamente sottoposta alla dottoressa Intravaia. Andiamo in pubblicità e ci ritroviamo qui tra pochissimo.
Eccoci, stiamo parlando di allergie respiratorie e alimentari. Sono in aumento, soprattutto tra i giovani. A cosa è dovuto? Allo stile di vita, al cibo, nel caso degli alimenti che è troppo elaborato, con troppe sostanze chimiche? Perché queste allergie, soprattutto nei più giovani, sono così in aumento? Addirittura si parla del 34% e addirittura negli ultimi 10 anni del 120% di casi in aumento. Allora sì, diciamo che qui dovremmo fare un discorso un po' allargato innanzitutto su quella che noi definiamo la cosiddetta teoria dell'igiene, si chiama proprio così, nel senso che noi abbiamo il nostro sistema immunitario, dobbiamo ragionarlo come se fosse una bilancia. Da un lato abbiamo diciamo, una quota parte del nostro sistema immunitario che interviene nelle infezioni batteriche, virali, parassitarie e dall'altro lato abbiamo le allergie. Nel momento in cui i bambini giustamente vengono vaccinati per quasi tutte le patologie esantematiche, i piccoli non hanno più quel rapporto, diciamo, anche non giocano più fuori, diciamo, hanno meno contatti con gli agenti esterni, e anche l'alimentazione, anche diciamo, il fatto che non c'è un'esposizione, mangiano sempre le stesse cose, mangiano appunto dei cibi eccetera, questo determina è come se appunto questa bilancia penda in questa maniera e quindi si abbassa il braccio del sistema immunitario che noi chiamiamo il braccio TH1 e aumenta il braccio TH2, quello delle allergie, e quindi i numeri aumentano per questo motivo. C'è anche un problema di inquinamento ambientale, l'inquinamento outdoor, che sta dando dei problemi veri e propri, perché immaginiamo tutti insomma, tutto quello che noi respiriamo porta ovviamente un peggioramento della sintomatologia. Altro aspetto importante, la disbiosi intestinale, l'alterazione del microbioma intestinale. Come si cura questo microbioma? Il microbioma è il nostro sistema immunitario, nasce lì e parte tutto da lì, e noi spesso cure antibiotiche, diciamo che lo trattiamo un po' male il nostro intestino, quindi sicuramente fare una dieta diciamo, mediterranea sarebbe l'ideale, ma utilizzando anche dei fermenti lattici, ma dei buoni fermenti lattici, perché di fermenti lattici in commercio ce ne sono tantissimi, però solo alcuni hanno delle certificazioni, e quindi i fermenti lattici che hanno delle specifiche certificazioni sono quelli che aiutano a combattere la sindrome del colon irritabile, tutte le disbiosi, che poi portano anche lì, possono slatentizzare anche delle malattie autoimmuni, come per esempio anche la celiachia. La celiachia è una malattia autoimmune. Ecco, un'altra cosa che secondo me è giusto chiarire, non è un'intolleranza alimentare. Spesso erroneamente si dice ho l'intolleranza al glutine, sono celiaco. No, la celiachia è una malattia autoimmune e che ovviamente deve essere una patologia, bisogna fare molta attenzione soprattutto alle contaminazioni e quant'altro, perché i pazienti insomma, possono avere, insomma, stanno male. Certo, non possono mangiare cibo col glutine, ma questo non significa perché sono allergico o intolleranti, ma hanno una malattia che si chiama celiachia. Ci scrive Domenico da Canicattì e ci dice che lui non sa di essere allergico o di avere intolleranze alimentari, però da un po' di tempo avverte dei sintomi quali sonnolenza, occhi gonfi e pesanti, spossatezza. Che consiglio possiamo dargli? Può trattarsi di allergia, di intolleranza a qualcosa, oppure bisogna indagare? Allora, io dico sempre ai pazienti, prima pensiamo alle cose, diciamo, organiche, poi pensiamo ad altro, quindi quando c'è stanchezza, spossatezza, sicuramente la prima cosa da fare è diciamo degli esami ematochimici anche semplici, vedere se appunto se c'è un po' di anemia, valutare insomma se ci sono dei problemi che possono interessare il fegato, transaminasi eccetera eccetera, e poi eventualmente se tutto risulta nella norma, se non ci sono problemi deficitari particolari, allora lì ovviamente iniziare a indagare anche su delle problematiche alimentari, quello sì. Noi solitamente facciamo quelle che si chiamano diete di esclusione, cioè si eliminano dalla propria dieta dei gruppi alimentari e se c'è un beneficio clinico sulla sintomatologia, allora individuiamo quel gruppo alimentare come appunto cioè, dove lì c'è l'intolleranza. Qui mi inserisco io. Appunto molte persone purtroppo fanno dei test, seguono dei test che vengono proposti ovviamente da persone che non sono medico,
quindi non da specialisti, fanno dei test per scoprire eventuali intolleranze ad alcuni alimenti. Ecco, lei li consiglia questi test o non hanno alcun fondamento scientifico? Ecco, che valore possiamo dare a questi test? Allora, diciamo che nelle linee guida, nelle raccomandazioni a livello europeo ma anche nazionale, da nessuna parte vengono consigliati, quindi non sono io che li sconsiglio, ecco, ma Sì, organi certo. superiori. Questo perché, come dicevo, come ho detto all'inizio, innanzitutto ancora i meccanismi non sono noti. Questo è lo stesso problema che c'è per esempio con l'allergia ai farmaci. E se non conosci il nemico non lo puoi neanche combattere, e quindi partiamo già da questo presupposto. Secondariamente sono dei test che non hanno una validità, non sono riproducibili, cioè significa che se io faccio un test oggi possibilmente ho X intolleranza, lo ripeto domani ho X intolleranza, e quindi non c'è quella che noi chiamiamo la riproducibilità, cioè se io ho l'anemia ce l'ho oggi, ce l'ho domani, il dato oggettivo è quello. E quindi non sono stati neanche validati a livello internazionale, quindi non possiamo Quindi non noi... danno delle indicazioni chiare, non danno soprattutto delle indicazioni certe. Certo. Quindi perché si può risultare intolleranti a tantissime cose, ci si priva di tanti alimenti e poi magari in maniera inutile non si ha alcun beneficio e si sono nel frattempo anche spesi dei soldi per dei test che sono inutili, non fanno male ma non sono utili. Però vivere una vita di privazione cioè inficia negativamente poi sulla qualità di vita di questi pazienti. Abbiamo detto che l'unico attendibile è quello che al lattosio, perché quello si fa in ospedale o comunque in una struttura convenzionata e quello è certo, cioè se si risulta intolleranti, si è intolleranti. Per tutto il resto non si può stabilire, nel senso che si va per esclusione, sono altre le indicazioni che danno i medici, non certo questi test che vengono proposti spesso in altri ambiti, che non sono ospedalieri. C'è la domanda di una signora che ci dice che ha subito uno shock anafilattico. Ha fatto tutti i controlli e le è stato diagnosticato la sindrome LTP. E quindi le è stato consigliato di portare sempre con lei la puntura di adrenalina. Questa puntura immagino sia consigliata a chiunque sia allergico a qualcosa, perché come abbiamo detto poco fa, chi è allergico rischia la vita, quindi deve avere sempre a portata di mano questo famoso farmaco, comunque questa puntura. È una penna, proprio, è un autoiniettore, già pronto, anche perché chi è allergico a certe sostanze, queste sostanze si possono trovare anche in alimenti già cucinati, per cui non si sa, possono essere nascosti, quindi ci si può trovare in difficoltà, soprattutto se non si è proprio a casa o se non si è vicino a una struttura sanitaria. Ecco, a questa signora quindi immagino che l'indicazione che le è stata data è valida. Validissima, e tra l'altro spero che alla signora siano state date 2 penne di adrenalina autoiniettabile. Perché la società di allergologia ha valutato che potrebbe anche succedere che un dispositivo per esempio non funziona bene, l'ago non fuoriesce e quindi il paziente deve avere il secondo autoiniettore pronto da poter utilizzare al bisogno, oppure se la reazione è molto grave da ripetere entro 20 minuti se ancora il problema non si è risolto o per esempio i soccorsi non sono ancora arrivati sul luogo, quindi si può fare una seconda fiala di adrenalina che poi viene prescritta presso le strutture pubbliche che si occupano di allergologia. Una domanda che penso rispondendo a questa nostra telespettatrice si risponde a tante altre persone. Ha una nipotina di 6 anni che accusa da un po' di tempo mal di testa, mal di pancia, crampi eccetera, quindi sul consiglio del medico di base hanno fatto degli accertamenti e hanno fatto un prelievo di sangue e è risultata per capire se è celiaca. Ne è risultata però intollerante al lattosio, uova e a tutta una serie di alimenti. Ecco, e qui siamo di nuovo alla storia delle intolleranze, ne abbiamo già accennato poco fa. Quindi con un prelievo di sangue non si può sapere se si è intolleranti alle uova. Perché al lattosio abbiamo detto che non è con un esame poi esiste un test genetico che comunque orienta sulla possibilità, sulla predisposizione a.
ok. Quindi possiamo dire alla signora, no, per quanto riguarda una bambina l'allergia di alle 6 uova, anni, eccetera, no. con un Tranne se esame al sangue non sono si può. anticorpi, sono IgE, sono allergie, allora è un altro discorso. Se l'hanno fatto sul sangue forse sono Per le allergie, probabilmente. Ma privare una bimba di 6 anni di uova, latte e quant'altro, se non è reale il problema, direi... Quindi signora, approfondiamo. Sì, direi Abbiamo di detto sì. che per quanto riguarda l'intolleranza, non l'allergia, Esatto. l'intolleranza al lattosio, c'è un altro accertamento che si fa, è proprio con il Il test respiro, del quindi respiro, anche sì, meno si soffia in una invadente, busta cioè, e poi viene invasivo. analizzata. Esatto, e quindi altra cosa, abbiamo già specificato che la celiachia non è un'allergia, No, non è una malattia un'intolleranza, è autoimmune. una malattia autoimmune. Esiste anche l'allergia al glutine. Cioè per il glutine il paziente può avere tre situazioni: la celiachia, l'allergia al glutine, dove lì appunto esistono delle IgE positive per il glutine, oppure quella che viene definita gluten sensitivity, che è una nuova realtà che diciamo si sta emergendo, dove il paziente non è né allergico né celiaco, però se allontana il glutine dalla dieta sta bene, e quindi anche lì probabilmente il biomarcatore ancora non è stato individuato. Ci auguriamo che prossimamente ci sarà un test specifico per fare una diagnosi differenziale. E c'è un'altra signora che ha mangiato delle noci, le ha sempre mangiate, poi un giorno mangiando delle noci si è sentita malissimo, addirittura ha avuto una reazione allergica molto grave, tanto da finire in ospedale. Non ha mangiato le noci per un periodo di tempo, le ha rimangiate e adesso non sta succedendo nulla. Quindi probabilmente a questa signora possiamo cosa consigliare? Di stare un po' attenta? Allora sì, perché allora due sono le cose. Se è un'allergia vera, reale, ogni qualvolta io mangio l'alimento devo stare male, cioè proprio è un assunto. Quindi lo mangio la prima volta, seconda, eccetera. Se succede che una volta lo mangio e sto male, la seconda volta no, allora lì probabilmente non è un problema legato realmente all'alimento, ma a tutto quello che quell'alimento può contenere. Cosa voglio dire? Spesso noi mangiamo chimica, perché gli alimenti che noi ingeriamo quotidianamente contengono coloranti, conservanti, eccetera, eccetera. Quindi se io ho un'allergia nei confronti di un conservante, allora dipende chi lo produce, se è trattato quell'alimento o meno. Prevengo la domanda: non esistono dei test per i conservanti, per gli eccipienti, eccetera, eccetera. Quindi lì, anche lì si fa un po' di diagnosi differenziale. Certo, la paziente che con le noci comunque ha avuto una reazione importante, è stata male, io le eviterei a prescindere. Poi non so se ha fatto dei test, se sono stati validati, cioè nel senso confermato, il test ha confermato la clinica. Un'altra cosa importante secondo me che c'è da dire sulle allergie alimentari: i test non vanno eseguiti se non c'è una clinica. Cioè, che voglio dire? Spesso i pazienti anche in ospedale vengono per curiosità. Voglio fare le prove allergiche per sapere se sono positivo a qualcosa. Non si fa. Perché cosa succede? Io posso avere anche un test allergico, ad esempio un prick test positivo, ma se io mangio la ciliegia, mangio la pesca e non ho reazioni, non vuol dire che sono allergico, vuol dire che ho una predisposizione. Solo che questo poi a livello psicologico, soprattutto con i bimbi, crea dei problemi, perché io mi convinco che ho un'allergia che in realtà non ho, perché se io fino a 5 minuti prima ho mangiato le noccioline non sono allergico. Quindi il test allergologico va fatto solo dietro indicazione specialistica, sulla base di una clinica reale, cioè dove ci sono dei sintomi, pazienti che appunto mangiano, hanno orticaria, prurito, eritemi, l'angioedema, cioè rigonfiamento a livello degli occhi, della gola. E allora lì, se c'è una clinica suggestiva, è giusto fare le indagini di primo, secondo, terzo livello. Ma se non c'è una clinica, sconsiglio vivamente fare dei test, perché poi, ripeto, i pazienti poi hanno quel test positivo e vivono sempre nel dubbio: mangio o non mangio, quindi non c'è motivo di fare un test per curiosità, ecco. Perché il test può anche può dare un esito positivo. Perché però, in quel momento può dare l'esito positivo? Perché può esserci quella predisposizione a. E quindi il test può, diciamo, in quel caso si dice che c'è una forma di ipersensibilità, cioè io ho avuto il contatto con l'allergene, eccetera, ma non ho ancora la clinica. E quindi può succedere anche il contrario,
Per esempio i bimbi piccolini hanno i sintomi, fanno il prick test ma risulta negativo, allora non è allergico. Per adesso, perché potrebbe essere che quel prick test si positivizzerà in futuro e quindi perché ancora magari non ha raggiunto quella che viene definita la maturità cutanea, la maturità massocitaria. Quindi anche lì, poi in quel caso, se la clinica ancora è suggestiva, negli anni ripetere il test e probabilmente quel test diventerà positivo. Ecco perché è giusto che i test vengano eseguiti, sì o non vengano eseguiti dallo specialista, perché, ripeto, non sono degli esami, hanno anche le loro, devono anche essere interpretati e valutati anche all'interno di una storia clinica specifica. Ecco. Quindi per chiudere possiamo dire non affidatevi a controlli, a dei test così che vi possono proporre in ambienti che non siano medici, perché lo specialista che può veramente dirvi se siete intolleranti o allergici a qualcosa è solo ed esclusivamente l'allergologo. E noi qui abbiamo avuto la dottoressa Rossella Intravaglia che gentilmente ha risposto anche alle vostre numerose domande, ai vostri dubbi. Abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza soprattutto tra cos'è un'intolleranza e cos'è un'allergia, abbiamo un po' spaziato tra quelle respiratorie e quelle alimentari. Purtroppo entrambe in aumento, le allergie soprattutto tra i giovani, quindi grazie alla dottoressa Intravaglia, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa e grazie alla regia che ci ha assistito durante questi 30 minuti. Alla prossima.